Allora, siamo qui su Play Chess, impostiamo, dai, 15 minuti almeno di gioco. E noi cerchiamo, facciamo 30 minuti, dai, 30 minuti sembra bel, un bel affare. Eccoci qua. Abbiamo impostato questa mossa, aspettiamo che la partita inizi. Ok, la partita è cominciata. D4, G5, cavallo F3. Vediamo se riusciamo ad impostare un sistema colle. Godiamoci questa partita lunga. Ovviamente è bello il sistema colle, appunto, che solitamente contro un tipo di risposta di 5 si riesce a utilizzare, a meno che il nero non sa come neutralizzarla. Ok, una delle regole che ho imparato negli scacchi è che quando il nero gioca cavallo C6 e quindi bloccando il pedone in C7, l'alfiere camposcuro ha l'obbligo di uscire e noi lo facciamo appunto uscire. Tanto non si temono entrate di donna in B2 o cose varie, perciò non c'è problema. Ok, ora il suo unico alfiere camposcuro probabilmente lo metterà in D6, cambiandolo col mio, e mi andrà più che bene. Ora anch'io posso adottare questa linea di gioco, però io adesso ho due alfiere buoni contro solo alfiere buono. Esatto, io cambio tranquillamente, anzi, sì, cambio, mi sta più che bene. Ora col raddoppio dei pedoni, credo che raddoppierà i pedoni, invece no, è andato di donna, può spingere poi in E5. Credo che una delle mie mosse d'obbligo ora sia pedone C4. Adesso vediamo, se poi spinge, cambio. Vabbè, faccio un po' di cambi. Tac, tac, tac. Sì, sì, va bene così. In caso di donna, tac, in caso di donna lì, donna qui, cambio, cambio, cambio. Aspettiamo la mossa del mio avversario. È una posizione, eccola qui. Io direi di giocare appunto donna di 2 senza pensarci anche troppo, anche perché è l'unica che credo mi permetta di non perdere il pedone. Se fai il cambio di donne io sono anche contento, eh. Ok, cambiato le donne, a questo punto io credo che sviluppo l'altro cavallo. E ora sicuramente ci può essere l'entrata qui, ma mi preoccupa poco sinceramente. Però vediamo un po' come si gioca la situazione. Credo che rinuncerei all'arrocco in quel caso. Cavallo lì, e sì, credo che devo muovere il re. Intanto c'è quella tensione dei pedoni al centro. Questo alfiere è ancora cattivo, meno che non ci sia questa spinta, ma bisogna vedere se
riuscirà a prepararla, eventualmente con F6 di supporto. Sì, comunque questa entrata di cavallo qui è fastidiosa. Se non la dovesse fare adesso e non l'ha fatta, quindi sto preparando un rocco lungo, io giocherei alfiere di 3, eventualmente al rocco cavallo qui, alfiere in ritirata e poi faccio l'arrocco corto. Perché adesso al rocco lungo contro il rocco corto si prevede una partita veramente durissima. Ovviamente il pedone col cavolo che ti faccio fare il cambio e e gioco alfiere di 3 o E2 forse è meglio. E2 vediamo un attimino. D3 cavallo qui, E2 cavallo qui, alfiere qui. Sì, forse E2 è meno limitante, cercando di capire se è meglio D3 o E2. E2 entrate di cavallo e vado qui, però poi può entrare qui il cavallo, il che mi darebbe molto fastidio. Alfiere D3 controlla questa diagonale. Sì, forse è meglio D3. Forse è meglio ancora evitare che il cavallo entri. Vabbè, dai. E anche perché, eh sì, poi mi cade... questo pedone qui comunque è protetto. E avrei poi due cavalli. Sì, dai. Alfiere di 3, aggiudicato. Senza paura per gli attacchi dell'avversario. Anche perché veramente non credo di temerli. Dai, arrocco lungo, arrocco corto. Però forse prima dell'arrocco corto quella spinta in E3 me la vedo molto bene. Ok, l'avversario sta continuando a riflettere. Intanto stavo spulciando le informazioni. Praticamente ha ricevuto 8 applausi. C'è questa modalità di fare un applauso all'avversario quando o ha fatto una bella partita o ha fatto una bella mossa, e lui ha ricevuto ehm, 8 applausi, tenendo conto che è membro dal 7 luglio 2014, siamo al 3 agosto, quindi credo che sia una buona media. Il gioco suo mi sembra abbastanza solido, forse quel cavallo C6 non l'avrei fatto io al posto suo, però mi sembra che qualcuno di noi sta commettendo grossi errori, insomma. Ok. Ah, allora spero che non gli si sia incantato il mouse, che lui volesse fare l'arrocco lungo ma ha sbagliato e si è mosso di uno, perché altrimenti veramente non capirei la logica di questa mossa. Beh, in ogni caso questa spinta, ragazzi, io la faccio. Cavallo, cavallo qui, cavallo qui, così preparo anche ad attaccare poi. E poi faccio l'arrocco. Tanto se il cavallo dovesse fare vari giochetti,
Allora, io andrei di alfiere, perché il cavallo mi serve per coprire B3. Se vado di cavallo, anzi no, ma il cavallo tutto sommato, sai che mi piace? Alfiere ci sta bene che controlla qui. Cavallo, sì, aggiudicato. Cavallo. Ok, cavallo qui, con l'intenzione di andare qui. Se io giocassi E4, o se io giocassi cavallo qui, infischiandomene, però E4 come mossa non è affatto male. Vediamo se può essere confutata da qualcosa. E4, F5, tac, tac, F5, si spinge in E5 creandosi il buco qua. Però poi c'è questo pedone debole, cavallo e attacco qui. Non so se giocare 4, magari farei prima cavallo qui, poi una volta che gli ho preso l'alfiere dovrei essere in vantaggio. Quindi cavallo qui, cambio dei cavalli, dopodiché eh, dopodiché vediamo un attimino come giocare in questa situazione. Cavallo, cambio di cavallo, cavallo che batte qui e anche l'alfiere minaccia, però l'alfiere suo è talmente brutto che perderlo per un mio cavallo mi sembra quasi una bestemmia. Quindi quasi quasi ora arroccherei, poi pensiamo dopo tutto il resto. Anche perché il cavallo, ora mi sono fissato a farlo andare qui, ma può andare anche qui, retrocedere qui, andare qui e creare diversi problemi. Oh, ok, questa è la spinta che volevo. La spinta che indebolisce questo pedone. Ovviamente l'ha fatto per evitare di farmi fare questa uscita. E quindi credo che entrare di cavallo qui ora sia veramente obbligatorio. Con quale cavallo? Con questo sicuramente. Cambio. Il suo alfiere continua a rimanere cattivo, con quel pedone debole che sicuramente dovrà essere il fulcro dei miei attacchi, della mia strategia. Ora se dovesse ritirare l'alfiere, che non l'ha fatto, io giocherei alfiere C4. Vediamo se può portarmi a qualcosa di buono. Qui credo che vuole uscire con la torre in qualche modo. Vediamo un po' che strategia posso adottare. Beh, senti, io questo pedone qui non te lo posso non minacciare. Pedone, cavallo si insidia qui. Metterei intanto una torre su colonna semi aperta e se lui spinge potrei spingere. Mi sembra molto buona. Ok, quindi torre. Quale torre? Questa qui perché tanto non credo ci sia molto bisogno di gioco da queste parti. O se no questa. Caso di spinta, attack. Ma sì, dai, andiamo di questa. Si gioca sull'ala di donna. Anche perché mi devo sempre ricordare che i miei pedoni mi indicano la direzione in cui devo attaccare. Quindi i pedoni
fanno questa freccia che va verso sinistra e devo attaccare verso sinistra, mentre i suoi gli fanno più o meno una freccia che gli dicono di attaccare verso l'ala di re. Quindi dovrò attaccare a sinistra, infischiandomi di queste debolezze, insomma. Ok. Potrei partire da una semplice strategia di raddoppiare le torri puntando qui, dopodiché si vede un attimino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'unico vantaggio che ho ora è questo pedone debole che dovrò cercare di sfruttare. Poi ho questo bellissimo avamposto di cavallo, lui presto ne potrà avere uno, ma non è così potente come il mio. Tanto sono passati circa 16 minuti totali. Ecco, il bello di queste partite abbastanza lunghe è che se uno perde ha la coscienza pulita, nel senso più o meno ha fatto quello che doveva fare, insomma ha calcolato le varie cose, se poi perde vuol dire che veramente l'avversario è stato più abile tatticamente, perché un conto è perdere per una svista, ecco io preferisco perdere per il tempo ma non perdere per una svista, piuttosto perdo per il tempo ma la situazione era equilibrata, addirittura ero in vantaggio io ma non per una svista. Ok, propone un cambio di cavalli. Ora cavallo per cavallo o cavallo per alfiere? Io andrei di cavallo per alfiere e poi puntare qui col mio alfiere. Però poi c'è la spinta a quel punto di pedone. Quindi cavallo per cavallo e alfiere qui. Mm. Oppure niente, scambio e faccio un bel F4. Ok, cosa gioco? Cavallo per cavallo, dopo raddoppio i pedoni, fa uscire la torre. Potrebbe crearmi dei problemi. Cercando di pensare cosa è meglio fare. Sicuramente eviterei, credo, la ritirata del cavallo. Però ritirandolo, dopo il solfiere può entrare qui. Un F5, cambio, cambio, spinta, preparata. Rimango con due pedoni poi sospesi qui e non mi piacciono. Cambio di cavallo, gli apriamo questa scia e credo veramente che sto alfiere qui vada cambiato. E poi questi pedoni qui, vai, cambio. Re e torre C5. Torre C5 che controlla ehm, questa traversa e in più con lo scopo anche di raddoppiare. Giusto, no? Rivediamo, ci sa mai. Pedone, posso spostarlo, altro pedone, ecco, mi darebbe un po' fastidio. Pedone scacco. Ok, pedone scacco c'è, di alfiere.
tac, scacco, torre qui, entro con la torre e quindi sono in una buona posizione. Ok, comunque un raddoppio ci sta tutto. O comunque uno scacco di alfiere. Raddoppio di torre prima. O forse pedone qui. No, per nulla. Per ora potrei giocare F4. F4 non mi piace proprio. F3 più carina. Raddoppio di torre. Ok, ho fatto una mossa che speravo facesse. E ora qui c'è un bellissimo avamposto. F3 giocherei. Così F4 e l'avamposto se lo sogna. Torre A5. Torre A5, i pedoni suoi vanno sul bianco e per me non è una grande giocata. Cavallo contro alfiere. È dura questa. Veramente dura. E4 subito non funziona. E se io giocassi torre qui, comunque c'è questo cavallo qui che è fortissimo. Non posso far finta di nulla. Posso far finta di nulla e devo correre ai ripari, qualsiasi cosa accada. Ecco perché. F3 e 4 cambio e il re adesso vediamo un po' se lo muovo prima o... Sono trascorsi circa 23 minuti dall'inizio della partita e siamo in una posizione quasi da finale, no? Se eliminiamo i pezzi leggeri quali l'alfiere e il cavallo, abbiamo un finale di pedoni e torri. Io appunto farei questo scambio appena possibile, entrando in un finale di torri nella quale non sono preparatissimo, ma credo un po' di cavarmela. Sicuramente appunto il posto mio per il cavallo è questo e comunque il cavallo lo deve togliere per far uscire questi pedoni e io qui non so se spingere perché sono una minoranza 3 contro 2. Eccolo lì. Oh, questa uscita mi piace. H5 così. Se io gioco E4 cambio, cambio di pedone. Gioco E4 e alfiere qui è pessima secondo me. E4 alfiere qui che punta sul cavallo che si deve togliere ad essere protetto e la mia torre punta qui. E4 pedone non può. E4 E4 credo che sia la mossa che possa dare la svolta a questa partita. È un po' rischioso certo perché però si troverebbe con questi due pedoni lontani. E4 se spinge in avanti prende il pedone. E4 fa finta di nulla, guadagno un pedone. E4 cavallo qui, mantengo la tensione e buonanotte. Ah, questo pedone qui poi rimane un po' debole. Se il re si toglie, torre qui.
posso fare entrare il re in soccorso. Vediamo un attimino se il re è in grado in tutta questa confusione di entrare al centro della scacchiera. Ma forse un attimino un po' presto. Non so ben giudicare. Dimmi che non fai cavallo qui. Dimmi che non lo fai. Ah, queste sono le partite che amo, le partite in cui è tutto equilibrato e basta sbagliare una mossa per dare il vantaggio finale al proprio avversario. E credo che quell'errore lo farò io fra poco. A parte questo. E secondo me bisogna giocare anche molto di profilassi, ovvero non far giocare l'avversario, ma non esporsi nemmeno troppo. Per esempio, se lui giocasse ora cavallo qui, devo stare attento a non fare mosse che potrebbero minare l'equilibrio, come spinta di pedone o altre cose, anzi, credo forse dovrò spingere qualche piccolo pedoncino qui. Non so, devo vedere bene. E alla fine questa debolezza non sono riuscito ancora a sfruttarla. Alfiere e niente. Qui c'è questa spinta azzardata. Supponiamo cavallo qui. Tac, 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 perdo. E quindi cavallo qui, spinta qui. Oh, interessante. Tac, scacco. Oh, interessante questo. Tac, tac, tac. Questo è da ragionare bene. Cavallo qui, spinta in D5. Questo è bello. Tac, 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 scacco. Tac, mi metto a posto. Cavallo qui, spinta. Eh sì, credo che possa essere una bella mossa. Una bella controdifesa più che altro. Cavallo qui, spinta. Pedone. Pedone. Pedone, pedone. Tac, pedone. Pedone, sicuramente. Cavallo qui, tac. Quest'altro pedone. Scacco di alfiere. Si deve muovere. E, e perde una torre. Sì, vai. Ho trovato la contromossa. Lo trovo leggermente in difficoltà. Sta pensando più per tutte le altre mosse, tenendo conto che io sono sotto col tempo, eh. Ho 15 minuti e lui circa 19-18. Spero solo non gli sia caduta la connessione. Ok, passata quasi mezz'ora di gioco, tenendo conto appunto che una partita a 30 minuti, se tutti e due... Oh! Questa entrata non me l'aspettavo. A distinto mi viene alfiere F1. A distinto. Vediamo se distinto ha ragione. Direi di sì, altrimenti c'è il doppio qui. Sì, e credo sia l'unica. Tac, tac. Pedoni da soli. Ragioniamo con calma, se lo difendo. No, no, F1. Può seguire poi G3.
Ok, se faccio G3, dove lo mette il cavallo? L'ha perso? G3 e il cavallo non può metterlo qui, non può metterlo qui, non può metterlo qui, qui non può. Oh, forse questa è la mossa che gli è costato. Forse lui calcola che potrà rientrare, ora non può più rientrare. G3, facciamo che mi fa muovere la torre. Vai, guadagnato un cavallo. G3, non può più rientrare. Ora, pedone per... perdo un po' a disposizione di pedoni sicuramente, ma credo che possa avere il suo scopo, insomma. Spero di riuscire a guadagnare, nonostante ora pedone, pedone, torre. Ecco per esempio un bello scacco. Perché re qui davanti? Che c'ha intenzione di fare? Beh, un bello scacco che mette tutto a posto, secondo me ci vuole, sicuramente. Sì, lo faccio. Scacco, tac, alfiere. Se va giù, il prendo il cavallo. Senza pensarci su due volte. Ok, ora questa spinta non la può fare, magari ora cerca di supportarla, a questo punto segue H4. Dovrei essere una botte di ferro per quanto riguarda l'ala di re. Mi spiace che ha fatto quella cavolata, ma succede. Anche perché ha pensato poco in quella mossa. Infatti, come dicevo prima, basta solo non pensare ad una mossa e uno commette l'errore. Ok, sicuramente questa e siamo a posto. Ah, 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 ah. Le torri le tengo sicuramente raddoppiate. Le tengo raddoppiate qui, anzi qui. Fa mai male. Ok. Vuole raddoppiare le torri, allora a questo punto alfiere qui. Oppure vuole andare giù col re e raddoppiare. Non so perché di questa mossa. Ah, qui il gioco è chiuso. È qui che bisogna guardare. E appunto giocherei alfiere qui a distinto, così senza pensarci troppo. Segue B5, A4, B4, B5, questo niente debole, cambio e guadagno una torre. Sì, dai, bene. Ora io andrei col re. Tac, tac. Andrei col re sull'ala di Don. Tanto qui è tutto bloccato. Quindi senza fretta, porto il mio re di qua, salgo coi pedoni e qualcosa accadrà. Si spera. Eccolo qui. Cambio. E le due torri raddoppiate sono fortissime e gli impediscono di
di fare appunto questi giochetti. Credo che possa anche abbandonare ora, no? Alfiere, torre, 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 torre. Beh, alfiere direi di farlo andare in ritirata qua. Ho ritirata qua sicuramente. Ora il re, se si sposta, perde il pedone. E ora il mio re, finalmente forse riesco a farlo muovere sull'ala di donna. Ok, via. Scambio di tac, tac, tac. Tac, tac. E dovrei essere in vantaggio di un alfiere e dovrei sapermela giocare bene. Cambio, cambio, alfiere poi a 8. Se ritorna indietro, alfiere qua, alfiere 8, spinta, cambio. Dai, con la spinta qui risolvo tutto. Dai, spero che cambi tutto, se no sono re qua, cambio, cambio, cambio io tutto. Ecco, una cosa che bisogna imparare a fare per recuperare il tempo, cosa che non faccio io spesso, è iniziare a pensare anche con il turno dell'avversario. Abbandonato. Grazie. Ok, è stata veramente una bella partita, vi ringrazio per averla vista tutta fino a qui e ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Christian per mazzoscacco.com.